Mancano 10 giorni al nuovo inizio per la linea 80 che collega Chioggia a Venezia e molti aspetti sono ancora in alto mare, tanto che non è un'ipotesi peregrina lo slittamento di qualche giorno del cambio della guardia. Nella seduta della commissione consigliare di ieri, gli amministratori hanno chiesto ad Arriva Veneto di mantenere tutto così come è ora per quanto riguarda capolinea, orari e percorsi, nonostante gli aggiustamenti già avvenuti a seguito di precedenti confronti. All'annuncio delle varie novità, già anticipate da Chioggia Azzurra, i tanti pendolari presenti hanno risposto rumoreggiando. A bocce ferme, da Arriva Veneto alcune considerazioni non spingono all'ottimismo. La società italo-tedesca non vuole partire con un clima di guerra, anche se ieri si è sentita solo la voce di chi non vuole cambiare, e non ad esempio quella dei 30 neoassunti Chioggiotti o di chi sarebbe beneficiato dai nuovi percorsi differenziati, dalle 3 corriere ogni ora, dall'istituzione di una nuova linea 85 che attraverserà il centro di Mestre fino all'aeroporto. Anzi, proprio quest'ultima rischia di saltare se Arriva Veneto dovesse cedere alle pressioni per mantenere tutto come ora, dal momento che l'organico e le risorse della ditta non la permetterebbero, nonostante sia uno degli asset che le hanno consentito di vincere la gara d'appalto assieme al nuovo e modernissimo parco mezzi. Probabilmente molti dubbi saranno dissipati solo con la pubblicazione del sito arrivaveneto.it, anche questo non ancora messo online a 10 giorni dall'ipotetico via. Arriva l'ultimo giorno di maggio l'atteso annuncio del nuovo allenatore per la Clodiense Chioggia Sottomarina nel prossimo campionato di Serie D. Ed è un ritorno di fiamma per Gianluca Mattiazzi, allenatore chioggiotto che ha già seduto sulla panchina granata, reduce ora da un campionato di alto livello alla guida della Driese, con i play-off e il colpaccio sfiorato a Campodarsego. La presentazione ieri al tramonto negli spazi di Indiga, officiata naturalmente dal presidente Ivano Bielo. Assieme a Mattiazzi torneranno a Chioggia il preparatore atletico Dario Penzo e il preparatore dei portieri Ivano Rossetti, oltre al confermato Emanuele Rizzi nelle vesti di allenatore in seconda. Uno staff interamente locale, collaudato, che ha tra gli obiettivi anche il ritorno dei grandi numeri allo stadio Ballarin. E chissà se la Clodiense sarà più chioggiotta anche sul campo, considerato che alle dipendenze di Mattiazzi in Adria figuravano ben 7 elementi nati in Laguna, e qualcuno potrebbe seguirlo. Il sogno, manco a dirlo, sarebbe avvalersi delle prestazioni di Giacomo Marangon, il fortissimo fantasista di Porto Tolle che più volte ha castigato la Clodiense nell'ultimo anno e che solletica l'interesse delle categorie superiori. Nell'occasione, alla presenza degli assessori Veronese e Penzo e della consigliera regionale Baldin, il presidente Biero ha introdotto anche il nuovo direttore sportivo, chiamato a curare il mercato degli atleti. Si tratta di Roberto Tonicello, già in carica al Treviso, alla Vigontina e al Dolo, e dovranno far rimpiangere Mauro Gallo. Nell'esordire, Ivano Bielo afferma di aver avuto dubbi se continuare. La città è distaccata dal calcio, sono da solo in una cosa così importante, chi me lo fa fare? Ma sono nel calcio da 24 anni, mi sono confrontato anche con l'amministrazione e ci siamo detti di continuare perché c'è una tradizione, coinvolgiamo un settore giovanile di 300 ragazzi, pensiamo anche a loro. Le ambizioni non sono negate. L'anno scorso eravamo partiti per fare i play-off e ci siamo salvati all'ultima giornata. Spero di non soffrire più. Dal canto suo, Mattiazzi si è posto l'obiettivo di valorizzare i giovani chioggiotti e di riportare qui qualche big locale. Si parla di 3 o 4 elementi che giocano altrove. Sarà sicuramente confermato il capitano Emanuel Enzo Abrefà, che ormai a Chioggia ha preso anche la carta d'identità, ma anche altri giocatori della scorsa stagione rimarranno, trovandosi bene in città. Non comune per quanto sta accadendo nei palazzi romani, si terranno anche a Chioggia, sabato 2 giugno, le celebrazioni per la giornata della Repubblica. Il ritrovo è fissato alle ore 10:45 in piazzetta Vigo, da dove partirà il corteo con le autorità civili e militari e le associazioni combattentistiche. Dopo le alzabandiere allo stendardo di piazza 20 settembre, il discorso del sindaco Ferro precederà la deposizione di loro al monumento che ricorda i caduti. La cerimonia sarà accompagnata dalla banda musicale cittadina. L'amministrazione comunale invita i cittadini ad esporre la bandiera tricolore dai balconi. Rappresentazione di fine anno scolastico per i piccoli allievi che hanno frequentato la classe quinta D
a tempo pieno della scuola primaria Caccin di Sottomarina. Venerdì 1 giugno, a partire dalle ore 18, nel Teatro Parrocchiale di San Martino a Sottomarina verrà messa in scena l'opera Magellano Navigare è necessario. Assieme ai giovanissimi attori saranno protagoniste anche le loro insegnanti. L'ingresso è gratuito. Grande successo ieri pomeriggio per il concerto di fine anno dell'orchestra della scuola secondaria Pellico a indirizzo musicale. L'Auditorium San Nicolò era stracolmo per ascoltare 75 ragazzi sul palcoscenico con i loro strumenti, esibirsi in arrangiamenti inediti con un repertorio da Strauss, Saint-Saëns e brani popolari della musica latina. Diversi studenti frequentano già il conservatorio. Allievi e genitori hanno ringraziato particolarmente i professori Bobisse, Arrighi, Maretto e Tiozzo che hanno preparato con cura e passione questi musicisti in erba. L'orchestra si è esibita diverse volte nell'ultimo anno, tra cui a Mirandola, in provincia di Modena, nell'ambito di un progetto legato al terremoto emiliano del 2012. Il concerto di ieri si è tenuto alla presenza del vice sindaco Marco Veronese. Nella mattinata erano stati raccolti 550 euro dalla vendita di torte per finanziare l'acquisto di strumenti musicali e didattici. Amici di Network Azzurra, buongiorno, bentrovati all'appuntamento meteo per questo weekend che si sta approssimando. Vi do già una buona notizia, molto probabilmente questo sarà un ottimo weekend, sostanzialmente positivo e non accompagnato dai consueti annuvolamenti e piovaschi che si sono alternati durante questa settimana. Questo grazie anche al frutto di un anticiclone che naturalmente è rimontato un pochino in sella e che garantirà dunque una parentesi estiva al nostro weekend, naturalmente con temperature che tranquillamente potranno superare in alcune zone interne della pianura anche i 30-31 gradi. Per ciò che concerne le nostre zone oscilleranno tra i 26 e i 29 gradi, con cieli piuttosto sgombri da nubi, con brezze marine nel pomeriggio, ma naturalmente con poche nuvole. Situazione un po' diversa poi da lunedì in poi, quando nuova instabilità arrecata sempre da una azione ciclonica di stampo atlantico tenderà a riportare una nuova instabilità con variabilità diciamo un po' perturbata dal lunedì in poi, con nuovi piovaschi, nuovi temporali sempre nelle fasce diciamo pomeridiane. Ma per ciò che concerne oggi e i prossimi 2 giorni vi posso già dire quindi temperature estive e caldo estivo naturalmente. Una piccola parentesi: da oggi 1 giugno inizia l'estate meteorologica che si concluderà naturalmente il 1° di settembre con l'equinozio di autunno. Quindi l'estate entra dal punto di vista meteorologico in campo, lasciando quindi una primavera che si è aperta il 1° marzo con nevicate abbondanti che sulle nostre zone, con temperature di -3, -4 e poi anche con un aprile vicino ai 30 gradi, quindi veramente una primavera dalle 2 andature. Vi ringrazio e vi saluto a domani. Ciao!